Oltre 8 punti di differenza tra loro, il 24% degli elettori del primo turno da convincere a fare una scelta. È la sfida che attende Franco Marcon, centrodestra, e Claudio Beltramello, centrosinistra. Uno dei due, dopo il ballottaggio del 14 giugno, diventerà il nuovo sindaco di Castelfranco. Stasera lo staff di Marcon sceglie la strategia da adottare per l'appendice di campagna elettorale. Beltramello ha già deciso che per recuperare lo svantaggio occorre puntare sui molti cittadini non raggiunti nelle scorse settimane. Entrambi escludono apparentamenti ufficiali, ma non accordi diretti, sulla base di elementi comuni nei vari punti dei rispettivi programmi, dal bilancio al restauro delle mura alla sicurezza. Qualche telefonata c'è già stata con qualche avversario, di congratulazioni reciproche. Tutti si prendono qualche giorno di riflessione. Io penso che apparentamenti non ne faremo ufficiali. Apparentamenti direi di no, sicuramente apriremo un dialogo molto importante e serio con le altre forze che hanno mostrato di contare a Castelfranco, in particolare Tiziana Milani ma anche Gianni Fiscon. Polemiche per le parole di sostegno di Andrea Bambace, candidato del Movimento 5 Stelle, nei confronti di Marcon, pronunciate a titolo personale e sconfessate dal portavoce del Movimento. E proprio il vice sindaco leghista teme che l'astensionismo sia un pericolo tra 10 giorni. Non vorrei che i nostri si adagiassero e dicono tanto ha già vinto perché abbiamo 8,5 punti di vantaggio. Non è così, non sarà così, dobbiamo portare tutti a votare. Dal centro-sinistra la convinzione che gli avversari non rappresentano il cambiamento, anzi. Si ripropongono praticamente uguali a se stessi dopo 5 anni oggettivamente di pochissime cose realizzate, una filiera che assolutamente a fronte di quello che era stato sbandierato 5 anni fa è stato un inganno per i cittadini perché non abbiamo ottenuto niente. Complessivamente al primo turno il 40% circa dei castellani non è andato alle urne. Vincerà dunque anche chi riuscirà a convincere chi si è astenuto domenica scorsa. La sfida è già ripartita.